fa arrivare. La Reyer festeggia nella scuola insieme agli studenti il suo 150° compleanno. Era il 16 novembre del 1872 quando Costantino Reyer e Pietro Gallo diedero inizio alla vita della società sportiva. Modello e apripista in Italia, insegnava per la prima volta educazione fisica anche alle ragazze. Nello stesso palazzo, che oggi ospita l'Istituto Professionale Scolastico Barbarigo, la Reyer è voluta tornare ed è stata inaugurata una targa che ricorda quel giorno. Docenti Andrea De Nicolao e la capitana della squadra femminile Francesca Pan. Le presenze in Reia per me sono poi di fatto un motivo di grande orgoglio e per me rappresentare questa città è, oltre che un motivo di grande orgoglio, è un grandissimo senso di responsabilità, proprio nei confronti della città, dei tifosi e di una società, di un club storico. A introdurre l'incontro lo scrittore Giorgio Crovato, che ha scritto un libro sulle origini dello sport veneziano. Una particolarità: l'infresco e torta celebrativa sono stati preparati dagli studenti cuochi del futuro, con grande successo. Come una seconda famiglia per me. La società ha sempre avuto molto fiducia in me e infatti dopo che mi sono diplomata anch'io mi ha lasciato andare, diciamo, in America per 4 anni a studiare e siamo sempre rimasti in contatto e una volta ritornata tutti mi aspettavano a braccia aperte.